Abbiamo con noi Tommaso Cerno, direttore del Messaggero. Grazie. Direttore del Messaggero Veneto, che curiosamente al di là del nome è il giornale di Udine, che col Dopo Veneto... ti spiego perché. Lo so. Direttore quindi del Messaggero Veneto di Udine dall'autunno dell'anno scorso, se non ricordo Quindi già male. troppo. No dai, almeno se non fate come gli allenatori di calcio, ma... Lì bisogna chiedere all'ingegnere De Benedetti ma probabilmente è più conosciuto per la partecipazione ai talk show televisivi e soprattutto per la presentazione, per la conduzione di D-Day, i giorni decisivi, il programma di Rai 3 che aveva come ospite fisso il dottor Paolo Mieli, il direttore Paolo Sì. Mieli. Ovviamente Tommaso Cerno nasce comunque come giornalista di carta stampata, ha collaborato anche con l'Espresso. No, ero caporedattore dell'Espresso. Oh, sì, scusa. Sì, okay. Sì, ho fatto 7 anni all'Espresso, poi mi hanno rimandato a Udine perché hanno detto vai a portare un po' di allegria, adesso bisogna vedere quanta allegria porto io, quanta tristezza mi portano loro e poi quanto durerà. E oltre che giornalista è anche scrittore, tra le altre cose qui all'esterno abbiamo anche una piccola rivendita se qualcuno è interessato ad approfondirne. Il mio vecchio libro, che adesso sta uscendo quello nuovo che esce venerdì prossimo. Ma che bello. E adesso ce lo dice. Adesso c'è questo qui che adesso porterò in teatro. E poi venerdì prossimo esce invece il libro nuovo, che è un libro tutto sulla politica italiana. Ecco, poi magari e quindi ne è un parliamo. libro sul fascismo. Poi perché... magari ne parliamo. Dopo ne parliamo. Poi ne parlerete con Angelica Montagna, che è la conduttrice di questa serata. Angelica Montagna, giornalista televisiva e essa stessa scrittrice. Quindi in bocca al lupo e buona serata. Grazie. Nord-Est porta sull'Europa o uscita di sicurezza? Un po' questo è il tema di questa sera. Però prima di parlare di Europa, parliamo un po' dell'Italia, facciamo un po' una fotografia. Perché anche tu ritieni che non stia in Europa, come me. Quindi prima di parlare dell'Europa parliamo dell'Italia. Certo, laviamo i panni in casa e poi insomma vediamo questa Europa unita che non è mai stata così disunita invece, però insomma facciamo un po' un identikit insieme, direttore di questa Italia, questo bellissimo nostro paese che addirittura vede i muri di Pompei sgretolarsi di fronte all'indifferenza generale. Ecco, come è vista secondo lei anche da fuori questo paese? Ma intanto bisogna dire che io sono molto favorevole alle rovine, nel senso che facendo per un periodo della mia vita al giornalista d'inchiesta mi sono reso conto che in Italia se non fai niente è meglio che se fai qualcosa, nel senso che quando non interviene lo Stato al massimo tu hai la testimonianza di una cosa che fu grande, che diventa maceria ma che qualcuno viene a vedere. Quando invece lo Stato spende soldi per mettere a posto, tu crei dei disastri planetari che sono molto peggio dell'abbandono. Quindi l'Italia, quel paese meraviglioso, è meraviglioso soprattutto per quello che è andato in rovina. E tutti vengono a vedere l'Italia che c'è stata, pochissimi vengono a vedere quella che c'è. Renzi ha tentato adesso di far credere che venivano a vedere l'Italia che c'era. Poi dopo, quando hanno guardato i dati dell'Expo, al di là che siano tanti o che siano pochi, il dato effettivo era che gli alberghi di Milano ritenevano che la gente fosse rimasta a Milano meno di quello che loro avevano previsto. E perché? Perché questi venivano da tutto il mondo con la scusa dell'Expo e poi, visto l'Expo, in un quarto d'ora andavano a vedere l'Italia, che era la vera ragione per cui aveva senso esporci. E quindi in questa chiave di lettura noi siamo un paese che non deve costruire, come invece devono fare gli altri, per mostrarsi, ma dovrebbe semplicemente conservare e lasciare ad altri l'ipotesi di costruire. In Italia quasi l'80% degli edifici attualmente esistenti sono stati costruiti dopo gli anni 50. Quindi noi viviamo in un paese dove bisogna smettere di costruire nel senso deteriore del termine, conservare e vivere di ciò che abbiamo, cosa che è in contrasto con le grandi politiche europee
con le grandi interessi economici che invece hanno bisogno sempre di nuove opere, di nuove aree edificabili. Tu vedi adesso Roma è circondata, cioè la città più bella del mondo è circondata dalla città più brutta del mondo. E Venezia è qualcosa di simile, la città più bella del mondo, alla riva dall'altra parte ha la città più brutta del mondo. E quindi noi abbiamo fatto questa scelta di essere una potenza che costruiva e poi ci siamo resi conto che questo costruire ha devastato la potenza. Quindi oggi l'Italia sembra appunto in rovina anche in tutte le sue conformazioni burocratiche, nella politica, nei sindacati, nelle associazioni economiche, negli enti, tutti vogliono demolire, vogliono ridurre il numero delle cose. Perché, vediamo anche le perché province, soltanto per le esempio. macerie in Italia producono reddito, Vediamo il Colosseo e tutte queste sì, cose, vediamo qua per Pompei. esempio anche le province, c'era stato questo appunto voler ridurre anche il numero di province, e invece lei in un'occasione ha detto no, io ridurrei in realtà le regioni, non ridurrei le Sì, province. le province hanno protestato anche quelle, non si capisce il motivo. Allora, l'Italia è un paese che nasce sulle province, è un paese che è prefettizio, lo è stato nel Medioevo, dove da una collina all'altra ci si faceva la guerra, lo è stato nell'era repubblicana, dove tutta la dimensione del paese era provinciale, la motorizzazione, l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, il Tribunale, la Questura, la Prefettura, il Comando dei Carabinieri, era tutto provinciale. Poi ci hanno fatto le regioni, negli anni 70 hanno cominciato a dargli potere, e a metà degli anni 90, quando in Italia si è creata questa dimensione per cui il governo di Berlusconi, che era evidente a tutti, soltanto al PD non era evidente, sarebbe durato 2 decenni, aveva un problema di asse, perché Berlusconi aveva la Lega che chiedeva una visibilità che il resto del paese non voleva, e quindi concentrò sulle grandi regioni forti, il Veneto e la Lombardia, l'attenzione del governo. E quindi questo creò delle regioni sempre più potenti, sempre più ricche, che fino a quando avevamo i soldi funzionavano anche. Tra l'altro queste due sono anche quelle che li hanno usati meglio. Di conseguenza una serie di baracconi che ti trainavi dietro, che con gli stessi soldi invece facevano dei disastri, e un'Italia che aveva in sostanza i comuni, le province, le regioni e uno Stato che anziché dividersi le competenze le avevano moltiplicate per 4, perché il federalismo in tutti i posti del mondo significa dividersi i compiti, in Italia significa fare tutti 2 volte la stessa cosa. Quindi tu vai a guardare il bilancio dello Stato, con i servizi dimezzati i costi sono raddoppiati, e questa equazione porta le regioni virtuose che sono riuscite, come il Veneto, sono riuscite invece a non raddoppiarli e a mantenere in questa forza comunque un disegno di governo, che può piacere o meno, ma che è un disegno di governo, a trovarsi oggi a prendere i tagli di quelli che invece hanno semplicemente raddoppiato e moltiplicato. Quindi tu devi scegliere cosa levare. Se tu lo chiedi agli italiani, oggi l'80% leverebbe lo Stato, perché ritiene lo Stato nella sua dimensione più generica e astratta, cioè quel meccanismo che arriva fino a casa nostra, non si capisce su mandato di chi, perché fino al 2010, se non altro, i cittadini eleggevano il Parlamento formava una maggioranza, eleggeva un presidente, cioè nominava, votava un Presidente del Consiglio, poi si riuniva e votava il Presidente della Repubblica. Adesso tu hai il governo che viene eletto da una parte minima dei cittadini attraverso una scheda, facendo finta che sia eleggibile. Da questo discendono i partiti, che come tu vedi cambiano ogni giorno a seconda che vogliano o meno fare cadere questo governo, e questo meccanismo che con i cittadini non c'entra niente elegge il Presidente della Repubblica, che quindi è sospeso per aria, infatti lo vedi, sospeso per aria, e tu dici a me restano soltanto le regioni. E infatti il regionalismo è molto forte in questo momento in Italia. I grandi scandali degli sperperi delle regioni hanno cercato di demolirle, ma non ci sono riusciti. Quindi il paese dice: cosa aboliamo se non possiamo abolire una delle 2 cose che non servono in contemporanea, cioè lo Stato e le regioni? Aboliamo le province. Che vuol dire abolire i consigli provinciali, spendere qualche soldo di meno, riprendersi tutto il meccanismo dentro le regioni, aumentare ulteriormente i costi delle regioni. Però, se non altro, nel campanilismo italiano, che nasceva su base prefettizia, i pisani e i livornesi, che si odiavano prima e si odiano anche adesso, prima si odiavano a costi di circa 100.000 euro a settimana,
adesso si odiano a costi di 15.000 euro a settimana, quindi se non altro abbiamo ridotto il costo dell'odio naturale campanilistico italiano e quindi siamo contenti. Dopodiché, se tu non avvisi il Ministero degli Interni che anche le questure non devono più essere provinciali, le camere di commercio che non devono più essere provinciali, i tribunali che non devono più essere provinciali, le motorizzazioni, è inutile che abolisci le province, perché ti rimane tutta la loro reale struttura che afferendo a un'unica regione dovrà moltiplicare gli uffici che si occupano delle stesse cose, quindi tu finirai per pagare di nuovo di più per avere di meno, fino a quando il numero di cittadini che va a votare, per quanto costituzionalmente non definito, sarà talmente piccolo da far capire che non governi più. E allora se non governi non puoi tagliare. Questo è il meccanismo dentro cui noi siamo finiti. Ecco, senta, ma secondo lei l'Italia è un paese ammalato, questo lo vediamo tutti, ma qual è il male più grande? Ma secondo me è fin troppo sano, nel senso che l'Italia è un paese che ha marciato in una direzione molto precisa in questi anni e continua a farlo nonostante i segnali d'allarme siano enormi. Noi siamo il paese che fino a quando non ti tolgono non ti staccano la spina, sei convinto che stiano tutti chiacchierando. Io riflettevo, ma come tutti gli italiani, sulla presenza improvvisa del tema Europa dentro i grandi dibattiti italiani. Cioè fino a un anno e mezzo fa in Italia dell'Europa non si parlava mai, a nessuno interessava nulla dell'Europa. Nella storia italiana gli europarlamentari sono sempre stati i pensionati dei partiti che avevano bisogno di un posto e di uno stipendio, che venivano mandati in Europa e non sapevano neanche perché e non ci andavano mai. Se tu vai a vedere fino diciamo all'ultimo Europarlamento eletto, quello dove Renzi prese il famoso 41% come De Gasperi, con la differenza che De Gasperi fu votato dal 95% dei cittadini italiani e non dal 45%, quindi era comunque un 19%, quindi comunque meno di D'Alema, di Bersani e per non parlare di Berlusconi. L'Europa era considerata il rifugio, un peccatorum di quelli che dovevano prendere ancora lo stipendio, ma nemmeno il Parlamento italiano poteva darglielo senza che ci fosse un orrore generale. All'improvviso, mentre tutto il resto d'Europa modificava leggi, modificava tassazioni, modificava sistemi pensionistici, improvvisamente l'Europa ha portato un conto che in qualche modo l'economia aveva accettato che l'Italia dovesse pagare, e i grandi numeri dell'economia italiana che già erano in crisi hanno cominciato a generare degli effetti che sono gli stessi di una patologia urgente, no? Cioè delle segnalazioni in rosso tali che hanno spaventato anche la politica che le aveva generate. E tu improvvisamente hai chiesto il conto al paese, perché questo sta succedendo, di 40 anni durante i quali hai deciso di reiterare, di posticipare nel tempo delle riforme che, se fossero state fatte con la crescita, cioè assieme ai figli che crescevano, sarebbero state assorbite dal paese con una forza enorme. Dall'altra parte non hai mai chiesto all'Europa quello che ti era dovuto. E perché non l'hai chiesto? Perché tu avevi la coda di paglia, sapevi che imbrogliavi, eri come la Volkswagen, cioè la Volkswagen imbroglia nei fumi, noi imbrogliavamo nei conti e lo sapevamo, quindi non potevamo andare a chiedere, dicevamo finché resta così noi continuiamo a fare il nostro debito, tanto in qualche modo il paese va avanti e poi vedremo. Quando è arrivato quel vedremo, l'Europa ci ha detto un dipendente pubblico nell'Europa deve costare da questa cifra a questa cifra. E noi abbiamo detto, ma da noi costa così, sì, costa così, ma questi soldi tornano allo Stato, perché la tassazione in Italia di un dipendente pubblico, così come di un privato, che è ancora peggio, ma qui parliamo di quello pubblico, è tale che il suo stipendio è metà di quello di un altro paese e quindi lo Stato fa una partita di giro che non esiste, non funziona così, dovete riformare le pensioni. E noi abbiamo continuato a tagliare, quindi le pensioni, i fondi, il Jobs Act, tutto quello che vuoi. Ma cosa non abbiamo detto però all'Europa? Non abbiamo detto che noi stiamo mantenendo, con gli sprechi, con la burocrazia italiana, con gli imbrogli, con la camorra, con quello che vuoi, un paese che in valore patrimoniale vale 10 volte la Germania. Cioè noi manteniamo la costiera amalfitana, il Palladio in Veneto, Venezia, Roma, per tutto il mondo. E noi stiamo chiedendo ai cittadini italiani di uniformarsi a paesi come la Danimarca, che hanno il Parlamento in un prefabbricato,
e mantenere il Colosseo e Venezia. E siccome loro sanno che questa richiesta era una richiesta logica, cioè che in un paese come il nostro, col patrimonio paesaggistico, storico e artistico che ha, fosse necessario introdurre un elemento di delta per cui questo famoso debito pubblico doveva stirarsi sulle esigenze reali di rimessa in funzione dei grandi cantieri di conservazione del paese, quello che dicevamo prima, in nome di tutta l'Europa, se non di tutto il mondo, e noi non abbiamo avuto la forza di chiederlo perché avevamo imbrogliato per 20 anni i conti. E quindi oggi ci troviamo a dover fare come loro, senza potere, nel senso che abbiamo un baraccone da mantenere, e di non avere il diritto di mostrare quello che invece facciamo più di loro e che per loro non ha nessun valore di bilancio. E quindi a ogni finanziaria ci troviamo costretti a tagliare quello che hanno i cittadini, perché quello che ha il paese non è scritto da nessuna parte. E quindi il nostro Colosseo vale come vale la chiesetta protestante della valle austriaca, che con tutto il rispetto per il protestantesimo, per le valli austriache e per le chiesette, non è immaginabile che sia. E quindi a me è capitato per esempio di andare in Francia e vedere una piscina romana vicino a Menton, dove c'era un sistema di biglietti che sembrava il Louvre, la gente in fila, tutto elettronico, prenotavi con le applicazioni e tutti andavano a vedere questa piscina. Poi tu vai vicino a Napoli, verso Pompei, e c'è una piscina grande 10 volte quella, completamente intatta, chiusa dentro una grotta, che per andarla a vedere tu devi andare in un paesetto, suonare a una signora che non sta nemmeno bene, che ti tira le chiavi, tu le prendi, la apri, sei da solo lì dentro, fai quello che vuoi, poi chiudi e gli restituisci le chiavi, che siccome non riesci a prendere devi portare. E tu dici, ma perché l'Italia fa così? Fa così perché l'Italia sta mantenendo qualche cosa di artistico che è un oceano di quella piscina e non sta scritto da nessuna parte. In ogni paese del Veneto, della Toscana, del Friuli, del Lazio, esistono cose che che se fossero un'azienda sarebbero il patrimonio. E noi siamo entrati in questo meccanismo ed è questo il motivo per cui l'Europa ci impone regole sempre più strette per toglierci pezzi del nostro modo di essere, perché non è disposta a discutere con l'Italia il valore reale del proprio modo di essere. Siamo noi che dovremo vietare all'Europa di fare la pizza nei forni di acciaio, e non l'Europa vietare a noi di farla nei forni a legna. E questa inversione è legata alla nostra coda di paglia, di ladruncoli da 4 soldi, che per arricchire una classe politica che aveva deciso di non portare più il paese avanti per pochi anni, abbiamo sperperato il patrimonio miliardario, culturale e anche di vita e quindi di progresso di un paese che aveva i fondamentali per essere il primo paese d'Europa e non l'ultimo come rischia di essere continuando così. Senta, ma perché secondo lei gli italiani è un popolo di gente che protesta dalla poltrona, guardando la televisione? Perché le poltrone sono comode, infatti tutti cercano di starci più che possono, sia quelli che hanno le poltrone retribuite, sia quelli che hanno le poltrone semplicemente in casa. E perché siamo un popolo di conformisti, siamo un popolo retorico. Vedi, un paese non viene governato dagli alieni, viene governato da una classe politica che tu mandi al governo e che negli anni ha un rapporto con te. Quindi chi ti governa sei tu. Allora, qual è il problema? Allora, tu prendi il Movimento 5 Stelle, no? Grandissimo fenomeno politico, sia per chi lo vota, perché chi lo vota decide che quello è un pensiero e quindi legittimamente lo vota, come in politica è, ma soprattutto per chi non lo vota. Nel senso che la piegatura dei partiti classici, cioè quello che dicono oggi i leader dei partiti classici a partire da Renzi, sembra che il PD possa essere considerato ormai un partito classico, è esattamente quello che diceva Grillo 5 anni fa, cioè tutti i partiti hanno preso dal grillismo quella componente che piace alla gente che tutti ripetono, tagliamo, facciamo, nessuno dice aumentiamo. Allora, qual è il punto? In questo momento
tu hai un quadripolarismo parlamentare, Berlusconi o quel che resta, una Lega che comunque si è salvata nella sua sostanza e che per esempio in Veneto mostra una faccia molto interessante per il paese, nel senso una faccia di governo che, piaccia o no dal punto di vista ideale o di quello che è la tua idea di paese, funziona. Tant'è vero che ha smantellato l'operazione renziana in maniera quasi barbarica, da gladiatori, no? Hanno vinto in maniera... Poi hai il PD e hai questa sorta di area di sinistra che si sta creando. Questa cosa qui vale il 35% attuale degli elettori italiani, 30% in tutto. Perché poi hai nel bipolarismo che mette insieme tutto questo da una parte, ed è un sistema di governo che, se riesce a esistere nonostante quello che stia succedendo, si distribuirà i governi regionali e dello Stato ancora per una legislatura, e poi hai un movimento che è nato da un posto che nessuno conosceva, cioè dalla rabbia di un paese che voleva cambiare molto di più di quello che l'alternanza consentiva, che vale altrettanto sostanzialmente. E poi hai metà dell'Italia che decide di non votare. Quindi questo bipolarismo tra chi vota e chi non vota, tra il Movimento 5 Stelle e i partiti e tra i due schieramenti dei partiti, è destinato a intersecarsi e a portarti a delle elezioni politiche dove il Presidente del Consiglio in carica avrà come unica bandiera della campagna elettorale non tutto quello che noi ci possiamo dire sull'Europa, sul futuro, sulle scelte, ma semplicemente dire: quell'Italia che vi ha portato fino qui l'ho smantellata riducendo il numero di poltrone, quindi voi potete stare in poltrona più comodi perché io le ho ridotte e io mi candido a essere quello che per la prima volta governerà il paese con un solo Parlamento anziché con due, con una situazione ridotta indipendentemente da quello che faccio, perché quello che faccio è di destra, è di sinistra, non esiste più, mentre gli altri sono quelli che vogliono riportare il paese dove era prima. E quindi noi avremo per la terza volta di fila delle elezioni che non si baseranno su quello che sono gli interessi concreti e i programmi di governo che in Europa tutti hanno rispetto al tema unico che ha questo paese. I nostri figli manterranno noi o manterremo noi loro ancora per una generazione? E in questo secondo caso abbiamo i soldi in cassa per arrivare almeno fino a quei 10 anni ancora che ci consentono di non far finire tutto e di mantenerli fino lì? Nemmeno io, però è questo il vero tema, perché l'inversione è stata in questo momento, cioè dal 2008 ad oggi noi siamo passati da un modello di paese dove i genitori erano più poveri dei figli a un paese dove, parlo della maggioranza ovviamente, non dei casi specifici, dove i figli sono più poveri dei genitori. Siamo passati da un paese dove i figli erano orgogliosi di dare ai nonni quello che la loro vita non aveva potuto dargli, dove invece i figli vivono con le pensioni dei nonni che riducono ancora quel poco che la loro vita, con grande sacrificio e grandezza, ha potuto dargli. Un paese così, cioè dove tu togli il futuro, la programmazione, l'idea che tu possa addirittura avere un figlio, perché è diventato un costo, non è più l'idea di una famiglia che va avanti. È un paese che non può presentarsi alle elezioni con un programma, perché che cosa ti dice? Che ti fa lui il figlio per te? Renzi sarebbe capace, secondo quello che alcuni dicono, e anche Berlusconi magari lo è stato, ma nessuno ti potrà mai affrontare su questo tema, e quindi ti affronteranno sul tema delle istituzioni, del referendum, della semplificazione, del numero di persone che tu paghi per non fare niente, e ti diranno: siccome sei incazzato che ne hai pagate 10.000 te ne faccio pagare 5.000, ma non ti diranno che fanno qualcosa, ti diranno che saranno la metà a non fare niente. E entreremo in una fase parlamentare nuova dello stesso identico paese. Senta, se stesse a lei decidere come procedere per riuscire ad avere un'Italia che possa essere perlomeno in linea con molti altri paesi europei che sono all'avanguardia, pensiamo per esempio ai paesi scandinavi, ecco, che cosa farebbe? La prima cosa che farebbe? Ma io non andrei a vivere nei paesi scandinavi manco dopo morto, piuttosto vado in Siria a farmi sparare.
Beh, insomma. Però io credo che il modello europeo, cioè quello che sta succedendo veramente in Europa, al di là del fatto che noi possiamo essere un po' attratti da questi paesi dove apparentemente tutto funziona, che poi non è nemmeno vero questo, stanno in piedi dal punto di vista del bilancio, però sono paesi molto meno complessi del nostro, dove non esistono una serie di fenomeni. Il nostro è un paese, cioè se stiamo in piedi noi, loro dovrebbero essere molto più avanti di quello che sono. Però sono lì e sono dei modelli di vita per pochi, perché ovviamente se tu vai lì in 10 godi di questa cosa, se vai in 10 milioni finisci anche lì. Ma invece quello che politicamente sta succedendo in Europa, secondo me è il contrario, e cioè è che è il sud dell'Europa il futuro di questo pianeta. Il rapporto tra Mediterraneo e Africa è il rapporto tra Occidente americano e Asia, e non più il Nord Europa, che sarà il nostro presepio di Natale di questo continente che si è allargato troppo, che ha dato troppo per scontato, che non si vuole bene nella storia. L'Europa non si è mai voluta bene, l'Europa si studia solo quando ci sono le guerre. Tu vai a scuola, chiedi ai figli, dici, voi quando studiate l'Europa? Quando ci sono le guerre? Sempre. Non c'è mai stata l'Europa da quel punto di vista. Hanno tentato di farla funzionare sul piano economico finché si spendeva, ha funzionato, quando è cominciato a costare ha smesso di funzionare. Però è un modello, come dire, di un mondo come quello che sta venendo fuori, che è più forte degli altri, però porterà a sacrifici e a una società meno interclassista e molto più americanizzata sul piano del rapporto tra ricchi e poveri. Questo è un destino necessario, nel senso che noi non avremo più un paese dove c'è similitudine e continuità tra il modo di parlare, di vestire e di vivere del ricco e del povero. Cioè questo c'era negli anni 70. Negli anni 70 c'erano i miliardari, però c'era una classe media e c'era della gente più povera che in qualche modo si incontravano nella socialità italiana, nelle scuole, nel lavoro, nel rapporto familiare che c'era nel lavoro, nel modello di un paese che in qualche modo era abbastanza grande per diventare una potenza, abbastanza piccolo per riconoscersi. Oggi tu l'Italia la vedi inadeguata dal punto di vista dei prezzi ai propri cittadini. L'Italia è un paese diventato troppo caro per gli italiani, cioè è un paese che va bene per uno che non è italiano, salvo pochissimi. Allora, quando tu dici a una generazione di diciottenni che fino a 10 anni fa andavano all'università, che loro non possono permettersi il loro paese, li stai mandando via tu. Cioè è inutile dire la fuga dei cervelli, e sono i coglioni che rimangono. Perché nel momento in cui tu in una città come Roma vieti per legge a un ragazzo di 18 anni di vivere in centro, perché una casa in centro significa spendere 600-700 euro al mese per una stanza insieme ad altri 4 e lo mandi a vivere a Casal Palocco, è evidente che lui va a vivere a Londra. Quindi noi stiamo togliendo agli italiani il loro paese proprio in senso materiale, e quindi non dobbiamo nemmeno troppo incazzarci se lo lasciano andare in pezzi, perché non lo sentono più proprio, perché l'hanno visto molto vicino a loro e improvvisamente l'hanno visto sparire. E la politica oggi dovrebbe trovare il modo di rifare questo e non di porsi il problema di quanto sacrificio tu debba sopportare per dirti italiano nel nome di qualche cosa che nemmeno loro sanno più spiegarti che cos'è. Quindi dico, il fenomeno che sta avvenendo è questo. Allora, tu guardi il Mediterraneo, no? La primavera araba non esiste, nel momento in cui è successa improvvisamente, lì è successo la manifestazione di un grande pericolo, una guerra, come dire, sostanziale e inesistente nello stesso tempo. Noi potremmo saltare tutti per aria qua e domani leggere sul giornale chi è superstite che c'è stato un attentato e non ci stupiremo più, nel senso che oggi noi abbiamo la percezione che chiunque e nessuno può essere colpito da una sorta di epidemia, come quelle che figuravano nei film di fantascienza degli anni '80, che non è più che tu hai un nemico e rischi perché vai al fronte o rischi perché lui ti conquista, ma rischi perché non fai nulla, magari la pensi come lui e salti per aria, perché oggi il terrore è indeterminato e a basso prezzo, come tutto. Non serve abbattere le 2 torri per spaventare il mondo, basta prendere uno per strada, chiuderlo, legarlo,
prendere un coltello, tagliargli la gola, che è un atto criminale ma molto semplice da fare, e mostrarlo. Quindi sei tu ostaggio che diventi l'arma. Noi abbiamo combattuto 10 secoli di guerre firmando convenzioni dal Medioevo su come trattare gli ostaggi, e oggi abbiamo scoperto che quello che per noi era più sacro è l'arma contro di noi. La portaerei americana fa meno paura se è puntata contro di te che un uomo che non conosci che perde la vita davanti ai tuoi occhi sul telefonino mentre lo guardi in metropolitana. Quindi viviamo in questo clima qui. E poi vediamo nascere dal sud dell'Europa dei movimenti politici che possono anche non piacerci, ma hanno una forza di penetrazione nella società che i partiti tradizionali non hanno più. E che funzionano con una dinamica comune, che è questa, il passaggio da un momento di rabbia a un momento di speranza. Allora, tu lo vedi in Spagna, li hanno proprio chiamati così, no? Cioè, in Spagna tu passi, praticamente arrivi a Podemos, quando hai vissuto le elezioni precedenti, dove invece i movimenti di piazza erano rabbia. Quindi tu arrivi a chiamare un partito Possiamo, e quello è il senso della speranza. Tu vedi Renzi che alle elezioni europee, cioè nel momento in cui lui prende il massimo consenso in Italia, dice a Grillo: tu sei la rabbia, io sono la speranza, cioè gli copia il programma elettorale, dice taglieremo il Parlamento, taglieremo gli stipendi, taglieremo i vitalizi, taglieremo le pensioni, mettiamo all'asta le auto blu, ma tu lo dici con rabbia, io lo dico con speranza. In Grecia, grande movimento di rabbia, grande momento di valutazione del paese che vota, e Tsipras improvvisamente diventa come Renzi, cioè diventa un programma di governo, passa dalla rabbia alla speranza, cioè c'è un'onda di rabbia che diventa speranza che sta salendo dal Mediterraneo verso di noi, e noi vedremo alle prossime amministrative quanto ha contagiato anche l'Italia, quanto la città di Roma in particolare risentirà di questa ondata. Ecco, io sono convinto che quest'onda non sia la politica che risolverà i problemi, ma sia destinata a salire di latitudine e arrivare anche dove oggi, sbagliando, sono convinti che i partiti tradizionali reggano, cioè in Germania e in Francia, dove loro pensano che il Partito Popolare Europeo abbia ancora la potenza e la forza che aveva 3 anni fa. Invece io sono convinto che anche lì nascerà questo, e che la contaminazione europea nasce da sotto. È una specie di guerra civile americana, che non ha come obiettivo l'abbattimento della schiavitù nel senso materiale dei bianchi che tengono i neri, ma nel senso della schiavitù di chi non può più decidere della propria vita. Ed è una schiavitù. E allora, se questo fenomeno è avvenuto nei paesi occidentali più avanzati, non si capisce perché non debba avvenire nell'Europa, che oggi si presenta lei stessa con i propri libri, i propri ragionamenti, come il paese occidentale e orientale più avanzato. Allora, se tu la guardi in questo modo, l'Italia da un lato è molto indietro, perché rispetto a quell'Europa lì ha molto da fare, a quell'Europa delle carte, però è l'Europa delle carte che è uguale ai nostri falsi invalidi. In Italia tu non sei cieco se non vedi, sei cieco se c'è scritto su un foglio, se un medico ha timbrato, poi che tu ci veda o no, non importa. Tu trovi i ciechi che non hanno la pensione perché non hanno il timbro, e quelli che ci vedono che ce l'hanno perché hanno il timbro. Quindi quell'Europa lì, quella lì che è un po' tedesca, un po' Volkswagen, quella delle carte, è assalita da un'Europa più realistica. E se questa roba si espande, beh, credo che sia una rivoluzione culturale, che non vuol dire che vince Grillo, vuol dire che dovranno cambiare per forza tutti quanti. Senta, parlando di Renzi, secondo lei qual è l'errore più grande che sta commettendo e quale invece la parte da salvare? Ma io di Renzi ho un'idea, come dire, ancora in fieri, nel senso che sono stato uno di quelli che quando la sinistra italiana aveva deciso di fare le primarie per asseverare la leadership di Bersani, e che quindi aveva stravolto il senso di quelle primarie, perché tutti gli italiani, anche quelli che votano a destra o che non votano o che votano Grillo, sapevano benissimo che tra Bersani e Renzi, in un paese con questa voglia di cambiare, se tu lasciavi votare tutti avrebbe vinto Renzi, no? Si è visto dopo. Però il PD aveva deciso che le primarie erano diventate un meccanismo per cui tu decidevi chi aveva vinto, ma siccome se lo decidevi tu non valeva, dovevi far finta che lo decidesse il popolo. Quindi quelle primarie erano Davide contro Golia. Golia aveva già vinto, Davide si affaticava, a differenza degli altri Davide che avevano preso il 10% con Prodi, con Veltroni,
prende il 40, Bersani riesce a fare una cosa straordinaria, cioè il contrario di Valentino Rossi, no? Valentino Rossi perde ma vince, lui arriva primo ma perde, proprio era scritto in faccia, quindi in quel momento lì l'Italia resta senza vincitori e quelle primarie dove Renzi aveva perso per burocrazia, come i ciechi del timbro, vince perché in realtà la sinistra voleva lui. Quindi in qualche modo, con passaggi stentati, con Napolitano che non si convince, con Amato che preme, con le pensioni, con Enrico Stai Sereno, con tutta questa cosa, si arriva dove si doveva essere un anno prima, cioè che comunque se tu hai deciso che vuoi cambiare, cambia, no? E arriva questo qua. Ecco, in quel momento lì è lui che diventa Golia. Cioè la metamorfosi di Renzi Davide, dove tutto quello che tocca è oro, perché in qualche modo è spinto da un'idea di politica, nel senso di conquista di qualcosa di più grande di te, nel nome di un'idea, diventa il potere. Appena Renzi diventa da Davide a Golia, tutto quello che tocca cade. E diventa dal piccolo principe con il fiore, che ti mostra anche a te che non lo vuoi. Io ricordo i miei amici berlusconiani dirmi io sono pronto a votare Renzi e io che gli dicevo ma pensaci bene perché insomma bisogna vedere un attimo che cosa dice. No, che te ne frega. Improvvisamente cambia la percezione e lui nel momento della grande potenza è molto meno potente dal punto di vista comunicativo e politico di quanto era quando era debole e questo è molto politico, quindi questo è un paese dove la politica esiste, infatti il popolo italiano diventa diffidente di Renzi quando lui diventa Renzi. Questo vuol dire che il processo di maturazione di un leader in Italia è troppo veloce rispetto alla capacità di gestione del popolo, che è il problema che noi abbiamo con la nostra storia. Ne produciamo talmente tanta che non riusciamo a leggerla e quindi non la sappiamo. Dove si va così? Beh, tu puoi andare in una direzione scontata, quegli altri sono peggio e quindi alla fine vinci tu, perché ti presenti alle elezioni che non hai niente contro. Può succedere, ma non è mai successo, perché in Italia, comunque nella Seconda Repubblica, piaccia o non piaccia il sistema, gli scontri politici dell'alternanza sono stati sempre sostanziali, si sono sempre decisi nell'ultimo mese, sempre decisi su questioni dirimenti, o di grande visione elettorale e grande capacità di convincimento, penso alla grande vittoria di Berlusconi nel 2008 con l'IMU, con l'ICI all'epoca, o anche su una visione tattica, come la vittoria di Prodi del 2006, dove riescono a smontare delle alleanze che dal punto di vista elettorale costruiscono una maggioranza fittizia che poi il centrosinistra non mantiene in vita perché ha questa capacità di eutanasia, anche se poi quando la devono votare in Parlamento c'è sempre l'area cattolica che dice di no, ma poi la fanno su di loro e fanno cadere tutti i governi. Adesso stanno tentando di fare cadere questo, che però siccome non è eletto dal popolo non cadrà. Ecco, quella è una strada, e l'altra strada è che invece vinca la politica. E allora bisogna capire quanto Renzi porterà avanti questo governo artificiale, questa specie di guerre stellari che stiamo vivendo con personaggi come Corradino Mineo, che dopo aver fatto per 30 anni il direttore di telegiornale mandato lì dai partiti fa l'uomo libero, cioè roba da non credere, no? Cioè dice l'uomo libero è uno che ha sempre vissuto dei suoi e che improvvisamente si ribella, ma non uno che è lì perché ti ha messo proprio il partito che adesso ti dice che tu devi stare lì e ti ribelli, cioè è roba da film. E quindi se Renzi deciderà di votare prima perché pensa di perdere voti e quindi di andare a un voto artificiale, oppure lasciare che questo Golia, che non funziona in questo momento, non funziona, torni a essere Davide, cioè abbia il tempo di lasciar maturare il paese e andare a un voto veramente politico, dove di nuovo, come fece alle europee, sfida Grillo come sua vera alternativa, costringendo una parte del centrodestra in Italia, che non vede ancora in Salvini un leader, perché noi lo possiamo dire sul piano, come dire, politologico, cioè io sono un iscritto, sono un simpatizzante e decido di dire questo, ma è evidente che il centrodestra non supera Berlusconi in pochi giorni, in poche settimane, con un uomo intelligente come Salvini, stravagante, ma non vero, che fa finta di tenere insieme un centrodestra dove nessuno riconosce più l'altro. Ecco Cerno, lei è un grande osservatore, quindi è una Alto, persona... sì.
Se Renzi la chiamasse domani e le dicesse: senta Cerno, io ho bisogno di lei perché ho bisogno che lei mi dia 2 dritte, ho bisogno che lei mi faccia da segreto consigliere, lei che cosa risponderebbe? Guardi, Renzi, dunque a me le rispondo che questa è una cosa, cioè se io esco di qua e prendo il volo e torno a Udine volando è più facile, nel senso che proprio la storia recente dice che quando il Partito Democratico, io non sono mai stato iscritto al Partito Democratico, ho sempre votato Pannella nella mia vita, perché sono sempre arrivato come Fantozzi, conosco abbastanza la politica, la seguo, insomma le persone conosco che poi sono la politica, le capisco, quindi ho una mia visione della politica, quindi tu come Fantozzi ti metti davanti alla televisione, senti questi che parlano e dici capirò qualcosa, veramente, no? Perché tutti pensano di capire, poi tu lo sai, quando sei con te stesso dici, però io non ho capito bene se questo c'è o ci fa, poi quando arrivavo lì votavo Pannella, perché dicevo non vince, però almeno in qualche cosa in cui credo. Ma Renzi, voglio dire, quando ha costruito questa sorta di nuova sinistra, improvvisamente decide di riaprire l'Unità. E come tu avrai detto, io ero stato tirato in ballo come direttore dell'Unità. Quindi uno dice, vedi che Renzi lo chiama, mentre poi, come era scritto perfettamente sul Fatto Quotidiano, io non sono mai stato chiamato perché non sono organico al PD e non sono organico a Renzi. Quindi resto libero giornalista, ma non succederà mai che il Premier chiami me per chiedermi cosa penso o per chiedermi di aiutarlo. A parte che Renzi non ha bisogno d'aiuto da questo punto di vista, ma faccio proprio parte di quel pezzo d'Italia che non riesce a non pensare con la sua testa. E che forse in un momento così incasinato, siccome nessuno sa bene cosa pensa, può anche avere un momento in cui ha più spazio del previsto, perché tanto dici una cosa che è la tua e nessuno sa bene dove la collochi, ma è una circostanza del tutto casuale, perché non sono abituato a pensare in questa logica. Io sono convinto che Renzi si sia candidato a governare l'Italia perché pensa di avere un progetto per l'Italia e di fare bene. In alcuni momenti l'ha espresso meglio, in alcuni momenti peggio, ma io non ho un progetto per l'Italia. Io eventualmente posso dirti cosa vedo degli italiani che assistono a questo progetto. Quindi lui che lo sa chiama altre persone, come vedi, che invece sono più orientate all'idea di fare i consiglieri, all'idea di fare i grandi pensatori. Ecco, sappiamo che chiudiamo un po' questa parentesi e ne apriamo un'altra che comunque poi va sempre a finire lì. Lei si batte per i diritti civili, è una persona che spesso, insomma, con grande schiettezza ha fatto in modo che proprio questi diritti civili possano essere esploitati al meglio. Ecco, l'Italia com'è in confronto, noi lo sappiamo, con altri paesi, come si colloca e perché c'è bisogno ancora di far sentire la propria voce in questo campo, in questo senso? Quanto indietro siamo? Ecco. Diciamo che io, rispetto ai movimenti per i diritti civili, ho una posizione che nel tempo è diventata molto cinica, nel senso che sono convinto che i cattolici italiani, che sono una razza a sé rispetto ai cattolici in senso generale, sì, nel senso sono una bestia a sé, hanno delle idee, come dire, che gli portano sempre un danno poi alla fine, perché si sono autoconvinti, stiano facendo un errore madornale. Qui sto parlando delle unioni civili. Allora, se tu vai in Inghilterra e prendi il leader della destra inglese e leggi il programma elettorale, dice il leader della destra inglese è favorevole ai matrimoni gay, non della sinistra, della destra. Dici perché lo fa? Perché il leader della destra del paese più conservatore del mondo, che ha ancora la regina, il cambio della guardia, è favorevole, non può essere che improvvisamente Cameron è diventato di sinistra. Cioè questo non può essere, potrebbe essere in Italia, guarda Alfano, ma Alfano non è Cameron, Alfano è uno veramente da film di fantascienza. Ma Cameron perché lo fa? Allora tu fai una riflessione e capisci perché lo fa. Lo fa perché i dati, anche oggi l'Istat ha tirato fuori il solito profluvio di dati, dicono che la famiglia coniugale, nata
negli anni 50, dalla trasformazione della famiglia patriarcale che è durata per tutta la guerra e poi nel dopoguerra famiglia coniugale, quindi il matrimonio classico della società occidentale evoluta, è in una crisi devastante. Crisi di numeri, cioè è diventato minoranza rispetto alle altre forme di vita, i single, i conviventi, i divorziati. E questo per una ragione banale, non perché non esiste più l'amore, ma perché la vita dentro cui una coppia è messa non ha più i tempi e i modi di espandersi e di esprimersi che aveva prima. E allora cosa fa Cameron? Cameron dice, siccome questo paese, l'Inghilterra, più di tutti vive sul matrimonio, come faccio a salvarlo? Combatto i gay? No, perché i gay, se io li combatto, mostreranno lentamente un modello di convivenza economicamente molto più comodo, molto più veloce, molto più moderno, e quindi tutta questa massa che già non si sposa più andrà lì e hanno vinto. Come faccio a salvarlo? Lo espando a tutti. Se tutti si sposano, nessuno si sposa. Se il matrimonio è di tutti, è salvo. È un dato assoluto. In più, la comunità gay che lo chiede è talmente pronta a qualunque rinuncia pur di avere l'idea di una parità che di fronte a quello è lei che lo rinnova e che te lo ripropone fresco, colorato. Quindi la destra europea, che ha capito questo, si è spostata tutta a favore del matrimonio. La destra italiana, convinta di combattere i gay, ma soprattutto di salvare questa istituzione, cosa ha fatto? Siccome è fatta non di Cameron, ma di Giovanardi, di Alfano, della Binetti, cioè di gente che messa insieme non fa di Cameron neanche una lettura di prima media, ha deciso di difenderlo. E come lo difende? Rendendolo più lungo, più costoso e combattendo ogni forma in cui lo Stato cerca di adeguarlo alle esigenze degli sposati, che chiedono una serie di cose. E dice ai gay, voi non dovete sposarvi, voi dovete vivere insieme, avere gli stessi diritti, costare molto meno a voi stessi, perdere meno tempo, se dovete divorziare basta una lettera, non serve stare 10 anni a pagare gli avvocati, 15 anni in tribunale, non serve litigare, aspettarsi fuori casa, vi mettete d'accordo, se fate così ve lo diamo e lo chiamiamo Cirinà. Questi dicono, no, i gay peggio di loro, no, noi vogliamo matrimonio. E non capiscono che se loro prendono Cirinà, nel giro di 20 anni gli inglesi si sposeranno ancora tutti e gli italiani saranno tutti con la Cirinà, perché andranno a dire a Giovanardi, scusami, ma io e mia moglie, perché dobbiamo pagare 30.000 euro una roba che questi due pagano 5.000? Perché io e mia moglie dobbiamo stare 15 anni in tribunale quando questi in 10 minuti... E quindi stiamo, noi nel tentativo di salvare, stiamo distruggendo. Mentre gli inglesi, col loro pragmatismo, stanno rinnovando e stanno evitando di fare quello che ha sempre distrutto le civiltà avanzate, credersi avanzate. L'impero romano, quando è caduto? Quando anziché scegliere un capo e governare con una sorta di adesione a quello che era il progresso, ha deciso che tra i loro capi doveva esserci la guerra, ha cominciato a fare la guerra tra i romani lasciando che i confini si liberassero per gli altri. E questo che sta succedendo da noi. Quindi noi che dovremmo essere i più furbi, secondo la storia, la politica più furba, quella italiana, Andreotti, siamo i più scemi. E i più scemi di tutti sono quelli che sono stati chiamati a rappresentare gli interessi di chi oggi li sta perdendo attraverso questa visione antica che non c'entra con l'idea che tu hai del mondo, ma c'entra con l'idea che il mondo ha di te. Cioè di che cosa tu oggi puoi o devi essere per vivere secondo il tuo modo e proprio per salvare quello che a te piace. E infatti tu vedi che quando alla Zanzara fanno l'imitazione di Papa Francesco e telefonano ai medici che fanno l'eterologo, le risposte di queste persone sono sempre sorprendenti, perché si sanno anche loro che stanno distruggendo e non difendendo. E tu vedi che alla fine Pompei è uguale, l'economia è uguale e i diritti civili sono uguali. Per cui in questo senso è una battaglia quasi persa, nel senso che oggi chi li difende in qualche modo sta con la destra europea e non con la sinistra italiana. Quindi siamo veramente da un'altra parte.
E quindi questo posso dirti, io poi ho avuto un'esperienza sul caso di Eluana Englaro molto forte, è Che hai stata anche un'esperienza scritto, di vita mi pare, molto sì. bella, per me è durata 5 minuti dal punto di vista come dire, dopodiché mi è durata tutta la vita, mi durerà tutta la vita, ma 5 minuti, cioè io la prima volta che ho visto suo padre, dopo che avevo capito questa storia, che ho cercato di raccontarla da giornalista, la domanda me la fecero varie volte, ma lei raccontava la storia di Eluana perché stava dalla sua parte? No, perché il giornalismo racconta le storie delle persone deboli, non delle persone forti. Un giornalista prezzolato, pagato da un governo, chiamato da un premier, il giornalista, cioè in una storia dove c'è tutta l'Italia che vuole una cosa, cioè non gli italiani, i governi, e una donna immobilizzata e muta che non può dire la sua, tu con chi stai? Se sei un giornalista racconti la donna, cioè non ci sono dubbi, no? Poi sia quello che sia. Ma in quel caso lì l'unica domanda che feci a suo padre è: tu hai mai avuto un dubbio? Lui mi rispose: io posso stare tutta la vita con tutto il mondo contro, ma non posso stare un minuto contro mia figlia. Lì si esaurì, diciamo, il tema della sincerità, cioè della buona fede, della grande, come dire, distanza che suo padre aveva dalla storia di sua figlia. Suo padre, sul piano personale, poteva anche avere un'idea diversa, ma era entrato in una visione in cui parlava attraverso quello che lui aveva la consapevolezza, che poi fu anche confermata, di ciò che la figlia aveva chiesto di fare. Ecco, quella storia mi ha cambiato da un solo punto di vista. Ho capito che una battaglia difficile, che può durare 20 anni, dove tu abbai da solo alla luna per 20 anni, anche in un paese come l'Italia, anche in un paese che per ragioni politiche aveva messo sul piatto cose che non c'entravano nulla, anche in un paese dove la democrazia sembra soffocata, se soffi su quel fuoco, sotto c'è ancora, alla fine viene fuori e tu capisci che vivi in uno stato di diritto, dove, e questo io sono molto contento che l'abbia ammesso la Chiesa tedesca, che dopo il caso Englaro ha firmato un protocollo per i cattolici esattamente identico a quello del padre di Luana, mentre la Chiesa italiana ha fatto una scelta differente, e cioè che se in un mondo futuro, dove avremo ancora meno soldi, cosa molto probabile, dove la sanità costerà ancora di più, improvvisamente, per una grande questione generale, si deciderà che alcune persone, possono anche smettere di vivere, sarà solo grazie alla sentenza Englaro, che stabilisce che solo il paziente e nessun altro nello Stato può decidere di quello che vuoi, che quelle persone potranno continuare a essere curate in eterno. E Englaro sarà in piazza a difendere quella scelta, non perché è giusta, perché è la scelta della persona e non del medico o dello Stato o di un altro ente giuridico sostituto della tua identità e della tua volontà. E questa è una battaglia universale che salverà tantissime persone che la pensano diversamente da lui. E questa è la differenza, perché l'altra battaglia invece voleva omologare il pensiero di chi la pensa diversamente al proprio. E tu puoi pensarla come vuoi, ma in queste due posizioni c'è una differenza. Io non la penso come te e mi batto perché tu possa pensarla come la pensi, tu non la pensi come me e ti batti perché io la debba pensare come te. C'è una differenza. Sì, sostanziale. E questa è la differenza di una democrazia, quindi di una battaglia che ha una sua sostanza generale. Certo. Torniamo un po' al tema, siamo ormai alle battute finali. Il Nord-Est porta sull'Europa o uscita di sicurezza. E quindi parliamo un po' del fenomeno dell'immigrazione, quindi anche qui gestito una volta di più in maniera sicuramente non corretta. Insomma, è un fenomeno che stiamo vivendo in questo momento, quindi non è che lo conosciamo tanto bene, no? Nel senso che fino a un po' di tempo fa non ci credevamo tanto neanche noi, poi abbiamo visto che invece stava succedendo, no? Soltanto un anno, sì, no, certamente, diciamo, avevamo tutti i segnali e la capacità di intenderlo. Nella vita quotidiana anche la comunicazione ci ha mostrato Lampedusa. Cioè, per molto tempo ci ha detto che c'era un problema mondiale, ma finiva a Lampedusa, in sostanza. Tant'è vero che Lampedusa è stata candidata a premio Nobel per la pace. Cioè, ci hanno detto, guardate, noi abbiamo perso il controllo dell'Africa, del Medio Oriente,
è successo un caso, però la cosa fortunata è che vanno tutti a Lampedusa, quindi state tranquilli. Ecco, era evidente che non poteva essere così, nel tempo abbiamo scoperto che non è così, stiamo vivendo la rotta balcanica, io sono convinto che vivremo entro poco molte altre rotte, stiamo ergendo muri, cioè stiamo mostrando che l'Europa non è compiuta, non è adulta, è un po' ragazzina. Abbiamo un problema geografico che non possiamo superare. L'Europa si è espansa dalla parte est perché di là c'è il mare e quindi noi abbiamo delegato la tutela dei nostri confini a paesi come la Croazia e la Slovenia, che sono paesi ufficialmente europei ma che evidentemente non hanno né la forza, né la cultura europea, né il tempo, né la visione che potrebbe avere un paese come la Francia, come la Germania, come l'Italia, se fosse stata lei il confine. Tant'è vero che la gestione di Lampedusa, per quanto arrabattata, per quanto alfaniana, è stata decisamente migliore dei fili spinati e di quello che sta succedendo, ma non perché io mi infastidisca di fronte a un filo spinato, perché è ridicolo immaginare che tu possa fermare la storia con un filo spinato. Ci hanno provato in altre occasioni, abbiamo visto com'è finita, abbiamo celebrato con una retorica nostra tipica tante volte il taglio di quel filo spinato e poi non ci indigniamo perché questo stesso filo vuole fermare qualcos'altro, vuole confinare qualcos'altro. Il problema nostro è che questo confine ce l'abbiamo dentro, cioè noi abbiamo detto e festeggiato la caduta dei confini, Schengen, facendo le cose in piazza, c'era Prodi, Presidente della Commissione Europea, ma non ci siamo mai accorti che dentro di noi questo confine era ancora segnato e che le nostre paure sono quelle che ci impediscono oggi anche di distinguere i fenomeni, perché tu hai da una parte l'idea che c'è qualcuno che dice che va tutto bene, ed è evidente che non va tutto bene, ma non perché loro che vengono sono buoni o cattivi, ma perché in ogni fenomeno di disperazione c'è qualcuno che ci guadagna. E chi ci guadagna? I criminali, la mafia. E quindi è chiaro che non va tutto bene, soprattutto se tu non lo sai gestire. Però dall'altra parte il tutto male è il chiudersi in una difesa impossibile, perché è la difesa di chi non vuole guardare. E se oggi l'Europa non ha la forza nemmeno di assistere, non dico di risolvere, ma nemmeno di assistere a un film che ha scritto lei, non può candidarsi a guidare il mondo con la sua moneta, non può candidarsi a far vedere a noi un futuro migliore, non può candidarsi a nulla. È una sfida. Cioè, l'Europa dice di aver superato una guerra, e beh, se hai superato la seconda guerra mondiale non riesci a superare questa cosa qua. Dove sei finita? Quindi in questo senso siamo anche noi che siamo dei vigliacchi. Io l'ho detto anche alla Serracchiani l'altro giorno, gli ho detto: ma tu che vai a Roma a proclamarti speciale in un momento in cui la parola speciale dà fastidio a tutti, non ti rendi conto che la tua specialità è sempre stata legata alla gestione di un confine, che se oggi questo confine in qualche modo torna ad esistere perché c'è un fenomeno che lo segna, non perché c'è una carta geografica, tu dovresti dire al paese: io mi occupo di tutto questo e ti dimostro che ancora una volta sono speciale perché gestisco per tutti un problema di una parte, e non chiedere che l'Umbria faccia come il Friuli. Come fa a fare come il Friuli? L'Umbria sta messa in un posto dove o ti cadono dal cielo oppure non arrivano, quindi è una visione sbagliata. E infatti il Friuli vive ancora sulle macerie del terremoto, che è stata un'emergenza nazionale, è diventata un modello nazionale perché i friulani hanno detto: vogliamo provare a fare noi. E adesso pare abbiano perso questo spirito. Quindi anche nel nord-est e nel rapporto tra queste due regioni, siccome tutti dicono che il nord-est è una cosa unita sul piano economico, cosa che invece secondo me non è nemmeno tanto vera, io l'ho trovata molto più unita sul ricordo della Prima Guerra Mondiale, su quei soldati che, se tu vai a Pieve Santo Stefano a leggere i loro diari, combattevano per delle cose che nemmeno sapevano, del tutto lontane da quello che era il patriottismo raccontato dai libri di storia, e che ci unisce molto di più, e che era un momento di rabbia e una ferita enorme dentro la vita di persone di 18 anni, di 19 anni, che morivano senza sapere perché e per chi. Beh,
se ci unisce molto più quello, in questo momento dovremmo avere una similitudine di pensiero rispetto al fatto che questo pezzo d'Italia ha la storia, ha la civiltà, ha la forza e ha le palle per affrontare un problema di questo tipo, e non scappa e non va a chiedere a Roma di fare le quote in modo che tutti siamo uguali. Ma uguali di che? Ma quando c'era la prima guerra mondiale eravamo uguali, ma la guerra mondiale si è combattuta qui e stiamo pagando ancora noi quelle ferite lì, anche sul piano biografico, sul piano del nostro rapporto col territorio. E siamo stati traditi, e anche adesso finirà così. E quindi in questo senso io credo che noi dobbiamo davvero fare da soli in questo momento, per far vedere che se tu fai da solo fai meglio, e che quindi l'Europa non è che qualcun altro decide, ma è che tu hai fatto e diventi il modello di quegli altri. Non che tu mandi la lettera che prima andava a Roma, prima passa per Venezia, poi va a Roma, poi va a Bruxelles, poi va a Strasburgo e poi ti torna indietro. Intanto il fenomeno, e non è questa l'Europa, secondo me, non è questa. Quindi in questo senso io spero che gli italiani ritrovino, e soprattutto gli italiani a me più vicini, quelli qui, ritrovino questo spirito che hanno sempre avuto, poi di fare le cose da soli. Mi inserisco per ricordare che potete fare anche delle domande al direttore Cerno, e saluto intanto anche Daniele Ferrazza che ci ha raggiunto dopo la visita di stamattina, e ricordando che siamo debitori della spiegazione di perché una regione autonoma abbia un quotidiano che si chiama Messaggero Veneto. Sì, beh, è una storia molto bella, perché il Messaggero Veneto nasce il 24 maggio del 46 e nel 46 era finita la guerra e non esisteva il Friuli e non esisteva un confine storicamente determinato tra l'Italia e quindi gli interessi dell'Italia, la volontà dell'Italia di rendere Italia in maniera compiuta un territorio che la guerra in qualche modo le aveva assegnato, rispetto alle ambizioni attorno, e quindi a un sentire che veniva dall'Austria e che veniva da quella che poi è stata la Jugoslavia titina. Cosa succede? Chi comincia a cercare di raccontare a queste persone così diverse quello che era successo e quello che poteva essere il destino di quel territorio? Un gruppo di giornalisti che venivano da Roma e che avevano dell'Italia una visione, come dire, più lunga di dove arrivavano i giornali. E quindi decidono di fondare un giornale che si chiama Messaggero, come quello di Roma, e che attribuisce l'aggettivo Veneto come la cosa più vicina a quel luogo che era italiana, e che quindi voleva dire: noi stiamo raccontando questo, da questo punto di vista, da questa parte, contro i giornali che venivano diffusi, che invece avevano una visione austriaca o slava. Quindi in realtà il fondamento di quella italianità di area e il riconoscimento della sua specificità, perché il tentativo era chiamarlo nel modo più simile che loro potevano avere in quel momento trovato, e che oggi a noi pare così distante perché sono passati 70 anni e abbiamo vissuto un'altra storia, è il motivo per cui io mi sono sempre opposto, da quando sono direttore, alla modifica del nome di quella testata, che in maniera poco intelligente, secondo me, alcuni invocano per la semplicistica questione di dire tanto adesso è Friuli, può essere contraddittorio. Ma io, il mio nome, io non mi vergogno di come mi chiamo. Se io mi vergogno di come mi chiamo, non posso mostrarmi a te per raccontare chi sei. E quel nome, per quanto oggi possa sembrare strano, è molto più friulano di quanto sarebbe se si chiamasse Messaggero Friulano. Bene, se c'è qualche spunto, qualche riflessione dal pubblico. Una battuta? Non volevo chiedere qualcosa di più, perché più esauriente di così non poteva essere. È troppo buono. No, è troppo buono, ancora poco c'è da dire. Volevo tentare in parte di rispondere alla domanda che la signora le aveva fatto prima. Le ha chiesto infatti che cos'è secondo lei il peggior vizio degli italiani in questo momento, perché se ne stanno in poltrona
si riferiva alla protesta fatta dalla poltrona. Perché secondo me il peggior vizio degli italiani in questo momento lo è sempre stato, ma particolarmente negli ultimi anni, è la delega. Gli italiani sono malati di delega. Io rubo, conquisto o mi viene assegnato un posto, un merito di qualunque grado, e mi tengo il merito, mi tengo il grado, mi tengo lo stipendio, però lui è delegato a fare questo, lei è delegata a fare l'altro, lui è delegato ancora a un'altra cosa, io non faccio un bellissimo niente, costo 5 volte tanto e non faccio niente. È comodo delegare, perché così si delega responsabilità. Io vorrei proporre che quando uno delega un altro a fare cose che dovrebbero essere fatte soltanto da chi detiene un determinato titolo, un determinato merito, bisogna tagliare anche il corrispettivo stipendio. Grazie. No, è verissimo, questo è La sicuramente storia una è componente del divano. Servizi dimezzati, costi raddoppiati. Sì, questa è sicuramente una componente del divano. E l'altra componente è il fatto che gli italiani, io questo lo racconto in questo libro nuovo che uscirà il 20, si alzano soltanto quando sanno con chi schierarsi, quando hanno capito chi vince, mentre fino a quando protestano stanno seduti. Cioè, mentre normalmente un popolo sta seduto quando qualcuno governa e si alza per protestare, l'italiano sta seduto quando protesta e si alza per applaudire. Siccome non hanno ben capito chi applaudire, buona parte del paese protesta dal divano, esattamente come hai detto ed esattamente come lui ha detto, delegando ad altri sia il pensiero che l'azione di un'eventuale, come dire, contestazione o dibattito. Ecco, parliamo in chiusura di questa nuova fatica letteraria. Nel frattempo, se c'è qualcun altro che ha qualche domanda, ci pensi un attimo, perché ormai il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Ecco, allora, di cosa si tratta? Io ho scritto questo libro, si intitola A noi, come il saluto fascista, cosa ci resta del fascismo nell'Italia di Berlusconi, Renzi e Grillo. Ed è un racconto che nasce da due cose, una dall'esperienza della trasmissione di Day, dove abbiamo cercato di raccontare Mussolini in un altro modo, cioè di raccontare il Mussolini italiano, e l'altra dalla constatazione che in Italia tutti ormai si danno del fascista, quindi Renzi è fascista perché decide contro gli altri senza la maggioranza, Berlusconi è fascista perché attraverso il controllo delle televisioni ha preso il potere e ha fatto i suoi interessi, Grillo è fascista perché se uno non la pensa come lui lo caccia via, Salvini è fascista perché ha tolto la camicia verde e ha messo quella nera. Allora io mi sono posto il problema di come in un paese, di fronte a 4 leader politici sostanzialmente differenti, tutti possono essere fascisti per qualcuno. E mi sono domandato, ma non è che invece che essere un'esagerazione è vero? Nel senso, in che senso è vero? Nel senso che noi con la parola fascismo intendiamo quella componente del periodo mussoliniano molto legata alla guerra e all'esasperazione dell'alleanza con Hitler. Quindi al fenomeno, come dire, diciamo bellico, razziale, e dello sconfinamento nell'area della dittatura dell'Italia di quel momento. E oggi quel fascismo è rappresentato da chi mostra le celtiche, i saluti romani, ma quello non è fascismo, perché cioè lo è, ma lo è di nicchia, cioè è una cosa che tu riconosci. Se tu vedi uno con la camicia nera che fa il saluto romano e mostra una celtica, non hai bisogno di domandarti se è un pericolo, è evidente che non lo è, nel senso che si mostra per quello che è e lì viene circoscritto e limitato. Ma il fascismo fu un fenomeno di massa che mosse da quel divano di cui parlavamo il 99% degli italiani, poi il 90%, poi l'80%, poi improvvisamente nessuno. Quindi io ho fatto un libro sul conformismo degli italiani, su che cosa nei nostri comportamenti, nella nostra retorica, nel nostro modo di dirci con chi vince ma far finta di essere contro, nel nostro modo di adeguarci, di lasciar passare, di indignarci per finta, siamo rimasti identici a quegli italiani che negli anni 30 sposarono qualcosa che non avevano capito e con grande entusiasmo poi la portarono fino a dove è arrivata, lasciandola poi in 5 minuti, perché poi Mussolini,
Cioè voglio dire, per cacciare Ceausescu l'hanno processato e fucilato, Hitler si è chiuso in un bunker e si è ammazzato col cianuro, con la pistola, perché doveva essere un eroe rispetto a Eva Braun, che invece è solo il cianuro perché era una donna. E poi si è fatto bruciare con gli ultimi 200 litri di benzina dal suo autista fidato a cui aveva dato l'ordine prima. E i tedeschi sopra lì hanno fatto 100.000 morti nell'Armata Rossa, dove praticamente ormai combattevano soltanto un quarto di un'armata e i civili. Gli italiani non sparavano dal 1943 e Mussolini fu deposto, questo grande dittatore, con un ordine del giorno di un suo amico che fu votato alle 2 di mattina senza che nessuno se ne rendesse conto. Poi tutti andarono a dormire, lui beve un bicchiere di latte, il giorno dopo era domenica, Roma era vuota, il re anticipò l'incontro, lo incontrò, gli disse quattro cose, poi quando scese dietro una siepe c'erano i carabinieri. Allora noi siamo riusciti a deporre il grande regime fascista, contro cui ancora oggi abbiamo armato una quantità di retorica enorme, in questo modo, e quindi è rimasto dentro, non si è bruciato niente. Quando finisce il nazismo, il processo di Norimberga stabilisce dove va il mondo democratico e dove va il mondo della dittatura. In Italia nulla di tutto questo è avvenuto. I nostri gerarchi sono stati messi nell'esercito, nella magistratura, dentro ogni forma di governo dello Stato, con però l'attenzione costituzionale a dire: voi non potete rifondare il partito fascista. Il partito fascista no, però una roba che si chiama diverso, ma se si chiama diverso. Cioè questo modo di non cambiare mai dicendo di essere cambiati del tutto è lo stesso modo per cui l'Italia era berlusconiana, poi antiberlusconiana, renziana, grillina, antigrillina. E io racconto questo, cioè racconto cosa ci resta di quel fascismo, di quel conformismo, ancora oggi esattamente identico e uguale. Quindi insomma dal 20 nelle librerie, ricordiamo il titolo del libro. A noi, eccolo. Bene, con questo noi chiudiamo, grazie per questo incontro, grazie agli organizzatori, grazie al direttore Tommaso Cerno.